Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo martedì 11 luglio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tantissimi i temi sul tavolo anche oggi, tanti i collegamenti con il territorio. Fra poco andremo a Campo San Martino, a Padova, per l'annegamento di una 27enne ieri sera nelle acque del Brenta, e poi la protesta della sanità veneziana in Consiglio regionale del Veneto, e ancora il caldo intenso di queste ore. Ci collegheremo con l'ARPAV di Padova e faremo il punto. E ancora una importante operazione della Guardia di Finanza di Treviso denominata bolletta zero, e poi tanti fatti, ma quello principale, quello che sta popolando le cronache non solo nazionali, è il caso di Angelica Hutter. Come sapete, la donna che ha investito, falciato un'intera famiglia di veneziani la scorsa settimana a Santo Stefano di Cadore resta in carcere. In realtà attualmente si trova ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia, e alle 13 ci sarà un punto stampa della Procura della Repubblica di Belluno, ma ci racconta tutto. La vedo collegata proprio da Belluno, se non sbaglio dall'esterno della caserma dei Carabinieri, la nostra Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Per l'appunto nella sede della caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Belluno. È qui che il procuratore alle 13 e con i carabinieri faranno il punto sulle indagini in relazione alla strage di Santo Stefano di Cadore. Un punto che il procuratore ha reso necessario, giacché in queste giornate, anche a causa, come dire, di restrizioni causate dalla normativa vigente, che impone un certo tipo di comportamento ai magistrati, le notizie davvero sono state le notizie ufficiali perlomeno relativamente alle indagini sono state davvero poche, con il contagocce. Quindi oggi si farà il punto su queste indagini, naturalmente nel rispetto del segreto, che è utile in questo frangente per garantire anche una completezza e una correttezza nello svolgimento per l'appunto di questa indagine da parte degli inquirenti, indagine che è complicata. Sapete che ieri c'è stata l'udienza per la convalida della misura cautelare richiesta dal PM Simone Marcon. Angelica Hutter, come giustamente tu Cristian hai ricordato, non era presente all'udienza e quindi non è stata interrogata dalla GIP Enrica Marson, perché in questo momento si trova per accertamenti nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia. Debbono in sostanza essere verificate le sue condizioni psichiche, e in carcere diciamo la struttura carceraria, sanitaria carceraria, non era in grado di poter stabilire che cosa, se e che cosa abbia la giovane di 31 anni, giovane bavarese di 31 anni, che nel pomeriggio di giovedì a bordo di una Audi A3 presa a noleggio all'incirca 9 mesi fa ha investito e ucciso il piccolo Mattia di 2 anni, il papà Marco di 48 e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin di 65 anni. Dicevo alle 13 la conferenza stampa, ma adesso per come dire, riepilogare il punto cui ci siamo fermati ieri, pregherei la regia di mandare in onda proprio il servizio che abbiamo realizzato ieri al termine dell'udienza preliminare che si è svolta nella casa circondariale di Baldenica, Belluno. La GIP del Tribunale di Belluno, Enrica Marson, ha confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di Angelica Hutter, accusata di omicidio stradale plurimo. Questa mattina era fissata l'udienza di convalida nella casa circondariale di Belluno, ma la 32enne tedesca non è stata interrogata perché da ieri si trova ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia, dove è piantonata in una condizione psichica che deve essere valutata.
Sfumata l'ipotesi di un interrogatorio da remoto, la donna potrà decidere di fornire la sua versione dei fatti non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno. Quasi 4 ore è durata l'udienza di convalida che si è svolta nella formula della Camera di Consiglio nel carcere di Belluno con la GIP Enrica Marson, il PM Simone Marcon che all'inizio ha esposto i motivi della richiesta di misura cautelare in carcere in assenza di Angelica Hutter. Le domande sono state rivolte al suo difensore Giuseppe Triolo. Pochissime le parole al termine dell'udienza rilasciate dal pubblico ministero Simone Marcon. Sa come mai è durata così tanto? Perché bisogna scrivere l'ordinanza. Va bene, dai. Grazie. Quindi lei ha partecipato da remoto? No, non so. Marcon ha confermato così l'assenza di Angelica Hutter all'udienza. Per domani è attesa la conferenza stampa per un punto sulle indagini convocata dal procuratore capo di Belluno Paolo Luca con i carabinieri del comando provinciale. Smentite categoricamente le ricostruzioni fantasiose delle ultime ore che, scrive il procuratore, hanno creato confusione e sconcerto nell'opinione pubblica. Frattanto, nelle prossime ore la magistratura bellunese potrebbe rilasciare il nulla osta per i funerali di Marco Antoniello, del piccolo Mattia e di Maria Grazia Zuin, che saranno celebrati in un'unica funzione a Favero Veneto. Oggi a Santo Stefano lutto cittadino, bandiere a mezz'asta e uffici pubblici chiusi, sospese manifestazioni in segno di vicinanza e rispetto alle famiglie Potente e Antoniello, distrutte da un dolore troppo grande. Ecco Cristian, io mi soffermerei sulla confusione e sullo sconcerto nell'opinione pubblica che segnalava il procuratore nella nota di convocazione della conferenza stampa. Confusione e naturalmente rabbia che poi si sono riversate sui social, che oramai sono diventati la piazza virtuale aperta a tutti, con commenti più o meno aggressivi non solo nei confronti di Angelica Hutter ma anche nei confronti dell'avvocato difensore Giuseppe Triolo, al punto che l'ordine degli avvocati di Belluno è uscito con una nota, con un comunicato stampa per ribadire qual è la funzione del difensore in un procedimento penale. Allora alle 13 la conferenza stampa qui in caserma nella sede del comando provinciale dei Carabinieri di Belluno. Noi ci risentiamo se ci sono aggiornamenti anche tra poco. Per il momento posso dire che da Belluno è tutto e ti restituisco la linea. Grazie davvero Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Li avete visti, sono all'esterno della caserma dei Carabinieri di Belluno, che ovviamente in questi giorni stanno indagando senza sosta, coordinati dalla Procura della Repubblica. Tra l'altro anche l'ULSS 1 Dolomiti si è stretta alla famiglia Potente Antoniello in occasione della giornata di ieri di lutto cittadino a Santo Stefano di Cadore. L'immenso dolore di questa tragedia ha colpito l'azienda tutta, in particolare il commissario Dalben. Si legge in una nota nella quale si apprende che il commissario conosce bene la famiglia Potente, Lucio, Maria Grazia, la vittima e Elena, la figlia, tutti legati a doppio filo all'ULSS 3 Serenissima, della quale Dalben è stato direttore generale. L'azienda sanitaria bellunese continuerà ad assicurare il massimo supporto alle famiglie. Così è scritto in una nota rilasciata nella serata di ieri. Ma appunto ci sono anche le polemiche di natura politica, con una presa di posizione particolarmente dura di Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati. Siamo stati facili profeti a dire che la difesa di Angelica Hutter avrebbe già invocato qualche semi-infermità o infermità, ma la decisione del GIP di Belluno di disporre il ricovero in psichiatria ci stupisce. Queste le parole per l'appunto dell'esponente meloniano. Abbiamo il diritto di criticare, sempre nel massimo rispetto, dice, decisioni che ci perplimono. Peraltro nel nostro paese c'è la predisposizione a nominare periti che hanno impostazioni di impunità. Nella stragrande maggioranza dei casi la malattia mentale non c'entra, mentre ricordo, conclude Antoniozzi, che piangiamo 3 morti, tra cui un bambino piccolissimo. Ma come vi diceva Tiziana Bolognani nel collegamento, torneremo a Belluno più volte nel corso di questa prima edizione. Cercheremo di capire anche i dettagli che saranno resi
dettagli noti dalla Procura, cercheremo di farlo in tempo reale proprio con Tiziana e Stefano. Noi adesso proseguiamo con la cronaca, andiamo a Campo San Martino, siamo nel Padovano. Nel pomeriggio di ieri, nel tardo pomeriggio, una tragedia, un 27enne è annegato nel Brenta sotto gli occhi della moglie. Un'altra vittima del Brenta. È stato recuperato dai vigili del fuoco alle 19:30 di ieri il corpo di un 27enne di origine tunisina, Ardi Edfi, che era sparito tra le acque del fiume a Campo San Martino nell'Alta Padovana. L'uomo, residente a Tremignon di Piazzola sul Brenta, con la moglie, si era tuffato nel fiume per fare una nuotata come faceva spesso nei mesi estivi. L'acqua impetuosa, però, lo ha trascinato via sotto gli occhi increduli della moglie. Edfi, che lavorava come operaio, era nella spiaggetta in località Ponte, in via Basse, una zona tristemente nota per incidenti di questo tipo, quando alle 17:30 si è tuffato per non riemergere più. Subito sono stati allertati i soccorsi, SUEM, vigili del fuoco di Cittadella e Venezia e carabinieri. I sommozzatori, e li trasportati sul posto, hanno scandagliato il fondo all'altezza del ponte quando, poco prima delle 19:30, hanno trovato il corpo del giovane privo di vita. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sulla ricostruzione dell'accaduto indagano i carabinieri di Cittadella. Questa è la cronaca e le immagini di Francesco Rattai. Ritorniamo adesso nel bellunese perché la giornata di ieri è stata contrassegnata da una miriade di interventi in montagna. Sono gravi le condizioni di un turista tedesco caduto sul Monte Pelmo. Attorno alle 15 l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è stato inviato lungo la normale del Monte Pelmo, da dove stavano scendendo alcuni escursionisti tedeschi, uno dei quali ha perso l'equilibrio ruzzolando una ventina di metri tra le rocce, riportando un sospetto politrauma. Individuato a circa 2700 metri di altitudine, il 51enne è stato imbarellato, caricato a bordo e trasportato all'ospedale di Belluno. Le sue condizioni, lo ripeto, sono ancora gravi. Il Pelican 2 di Bressanone, l'altro elicottero, è invece intervenuto in Valle Avvisdende. Siamo in Comelico, al confine tra i comuni di Santo Stefano e San Pietro di Cadore, per una bimba di 9 anni trevigiana che scivolata aveva sbattuto la testa mentre con i genitori e 2 fratelli stava percorrendo la traversata carnica. La bambina, che è residente a Carbonera, si trovava sulla strada tra Malga Cecido e Malga Manzon. È stata portata per i dovuti accertamenti all'ospedale di Pieve di Cadore, ma non è grave. Allertati il soccorso alpino della Val Comelico e della Guardia di Finanza di Auronzo, che ha raggiunto i parenti in fuoristrada per accompagnarli così all'ospedale proprio di Pieve di Cadore. L'elicottero Pelican 1 di Bolzano è infine volato sul piccolo lago Azzuoi lungo la via del Trapezio e ha recuperato un alpinista polacco di 35 anni che si era fatto male a una gamba. Il rocciatore è stato affidato all'ambulanza in attesa in località Armentarola e diretta all'ospedale di Cortina. Questo dunque il pomeriggio vissuto ieri dagli operatori di soccorso della montagna bellunese. Ovviamente l'estate sta entrando nel vivo e resta ricoverato all'ospedale di Belluno il bimbo di Conegliano di 8 anni che a Claut, siamo sul confine tra Alpago e Friuli Venezia Giulia, nella giornata di domenica è stato morso da una vipera. È sotto osservazione in terapia intensiva all'ospedale di Belluno, dove comunque è fuori pericolo di vita il bimbo di 8 anni coneglianese morso da una vipera durante una gita domenicale con i genitori a Claut, località friulana confinante con l'Alpago. L'incontro con il rettile poco dopo le 5 del pomeriggio su un sentiero con i genitori che chiamano immediatamente i soccorsi. Il bambino è stato morso a un braccio, l'allarme concitato. Da Pieve di Cadore si alza in volo l'elicottero del SUEM 118 che raggiunge il confine con il Friuli in pochi minuti. Gli operatori
operatori stabilizzano il piccolo e lo portano al San Martino di Belluno, dove scatta il protocollo per i morsi da vipera, che comprende almeno 24 ore di osservazione intensiva con la somministrazione del siero. Il terrore iniziale lascia il posto all'ottimismo, la tempestività di soccorsi fa la differenza. Si tratta del primo intervento stagionale di questo tipo per l'Ulsuno Dolomiti. Nell'agosto 2021 una ragazzina era stata salvata in extremis proprio dal SUEM bellunese dopo aver incontrato una vipera, stesso copione qualche anno prima per un bimbo di Breda di Piave morso in zona Brussa a Caorle. E ritorniamo nel Padovano, dove è giallo sulla morte di un uomo ripescato dal fiume Bacchiglione qualche giorno fa nella zona di Corezzola. È giallo sulla morte del 55enne camionista di Ariano del Polesine, ripescato il 6 luglio dal fiume Bacchiglione a Brenta d'Abbà, frazione di Correzzola. L'uomo indossava ancora il casco ed era in compagnia di un amico. Questa è la principale novità. Altra ipotesi, quella che i due avessero acquistato della droga e quindi da un punto di vista giudiziario si potrebbe trattare di una morte come conseguenza di un altro reato. L'amico è stato sentito a lungo dai carabinieri, ma sembra che la sua versione non abbia chiarito la dinamica della tragedia. L'autopsia sulla vittima potrebbe invece dare un'indicazione più precisa. Anche qui l'ipotesi è comunque che il 55enne sia morto annegato. Ritorniamo nel bellunese, Belluno città, per parlare di baby gang. Daspo Willy per 3 giovani autori del pestaggio di gruppo dello scorso 17 giugno nell'area di Lambioi Beach. Siamo per l'appunto alle porte del capoluogo durante una festa. I 3 di età compresa fra i 21 e i 33 anni sono stati identificati grazie a un meticoloso lavoro di indagine del personale delle volanti della questura di Belluno. Oltre al Daspo Willy, adottato dal neoquestore di Belluno Francesco Zerilli, i 3 giovani sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per lesioni pluriaggravate. In conseguenza del Daspo, per 2 dei 3 autori del pestaggio è fatto divieto di accedere a locali pubblici di intrattenimento di tutta la provincia di Belluno, oltre al divieto di stanziare nelle immediate vicinanze per la durata di 2 anni. Per il terzo soggetto, per il terzo ragazzo, il provvedimento riguarda nello specifico solo i locali di Belluno. Uno dei 3 è stato nuovamente denunciato per non aver ottemperato al Daspo. Sabato sera il giovane è stato identificato sempre a Lambioi nel corso di un evento musicale. Queste quindi le conseguenze di quel pestaggio che aveva sconvolto la città di Belluno a metà giugno. E siamo in attesa, ve lo ricordo, di collegarci con Venezia per la protesta del sindacato della CGIL per i tagli alla sanità. Vedrete una delegazione, vedrete i cittadini che consegneranno una raccolta firme in Consiglio regionale del Veneto. Filippo Fois con Sandro Ponchio è quasi pronto, così come è quasi pronta anche la nostra Edi Caliman con Nicoletta Rizzetto da Treviso per raccontarci di un'importante operazione della Guardia di Finanza. C'entra parecchio anche il caro bollette e ci sono diversi clienti, ci sono diversi consumatori coinvolti e vedrete il perché. Ma noi rimaniamo sulla cronaca e rimaniamo a Padova, sostanzialmente ritorniamo a Padova con più precisione a Trebaseleghe, dove c'è stato un incendio particolarmente devastante nella notte. Fiamme e fumo poco prima delle 22:30 di ieri sera, in via dei Pioppi a Trebaseleghe nell'Alta Padovana. A fuoco 8 garage affiancati alle abitazioni. Fortunatamente non ci sono stati feriti, anche se i danni sono ingenti. Molti i vigili del fuoco giunti sul posto da Cittadella, Padova, Castelfranco e i volontari di Borgoricco. 17 pompieri, 3 autopompe, 2 autobotti. Nel rogo sono bruciate 4 autovetture, 2 moto, diverse biciclette e materiale depositato nei box. All'interno di essi erano presenti anche delle bombole di GPL. Coinvolto nel rogo anche l'impianto fotovoltaico posizionato sul tetto dei garage. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo e bonificare l'area. Le operazioni si sono concluse solo alle 4 di questa mattina.
I vigili del fuoco, rimaniamo nel Padovano, sono intervenuti a Codevigo lungo la strada dell'Arzerone per spegnere le fiamme che hanno interessato un bilico che stava trasportando un carico di carta pressata. I pompieri hanno domato il rogo e hanno iniziato le operazioni di smassamento. Ci sono stati pesanti disagi al traffico, ma fortunatamente nessun ferito. E sono tanti, cominciano a essere tanti gli incendi che vi stiamo raccontando in questi giorni. Certo non aiuta il caldo, le temperature record, stiamo vivendo forse i giorni più caldi dell'anno e nelle prossime ore andrà addirittura peggio, ma lo vedo collegato, pronto il nostro Federico Fusetti con Cristian Roque Alende da Padova, dall'ARPAV, per fare il punto della situazione. Federico, buongiorno, raccontaci tutto, a te la linea. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Insomma, stiamo parlando di caldo in questi giorni e oggi siamo venuti proprio dove il caldo viene misurato continuamente. Siamo infatti nella centrale operativa della sede ARPAV di Teolo, siamo con il dottor Adriano Barbi, che è un meteorologo dell'ARPAV. Insomma, adesso ci togliamo tutte le curiosità possibili con lei. Buongiorno. Prego. Intanto, insomma, ovviamente cercare di capire cosa sta succedendo, come è nata questa ondata di caldo di questi giorni e da cosa deriva e soprattutto quanto durerà. Sì, la prima vera ondata di caldo registrata in Veneto in questa stagione estiva 2023. C'era stata in realtà una prima breve fase di caldo anomalo verso fine giugno, tra il 20 e il 21 giugno. Ora invece siamo entrati a partire proprio da questo ultimo fine settimana, sabato e domenica 8-9 luglio, su temperature piuttosto elevate per il periodo rispetto alla media, e ieri abbiamo raggiunto picchi di temperatura molto elevate su tutta la regione, con temperature che hanno raggiunto anche i 36-37 gradi in alcune zone della regione. Cosa dobbiamo aspettarci adesso? Le previsioni indicano il culmine di questa ondata di caldo proprio tra oggi e domani, quindi tra martedì e mercoledì. Poi tra giovedì e venerdì sono previste delle correnti un po' più fresche e instabili provenienti dall'Atlantico che dovrebbero mitigare leggermente le temperature, quindi un contenuto calo delle temperature tra giovedì e venerdì, però accompagnate anche da rovesci temporali che potrebbero interessare anche parte della pianura, soprattutto giovedì. Ci raccontava che anche le temperature notturne sono importanti per voi. Certo, per definire un'ondata di caldo noi facciamo riferimento anche alle temperature minime della notte. Quando superano i 20 gradi si entra in una fase appunto calda, perché anche durante la notte non c'è questo ricambio e abbassamento delle temperature, per cui la soglia dei 20 gradi è considerata proprio una soglia che definisce poi anche la giornata come con notte tropicale, per cui da lunedì, quindi da ieri, abbiamo raggiunto e superato i 20 gradi su gran parte della pianura, 20-22 gradi su gran parte della pianura, con punte anche di 24-25 gradi in alcune zone della pedemontana e della costa. Ecco, prima di interrogarla su qualche magari località specifica che interessa a noi di Media Nord-Est, volevo chiederle anche se noi spesso diciamo temperature percepite, quindi la temperatura reale che voi misurate, però percepite magari qualche grado in più. Che cosa vuol dire? Sì, sono collegate ai dati di umidità. L'umidità provoca un aumento della temperatura percepita dal nostro corpo, per cui ci sono alcuni indicatori che, abbinati alla temperatura e all'umidità, danno appunto la temperatura percepita. Ci sono alcuni indicatori che danno proprio un valore termico, quindi 34-35 gradi di temperatura percepita, che logicamente è aumentata rispetto al valore termico normale proprio a causa dell'umidità. Quindi si soffre di più? Sì, purtroppo sì. Senta, nel Padovano cosa possiamo dire? Nel Padovano abbiamo raggiunto ieri, nella stazione di riferimento che abbiamo vicino a Padova, che è la stazione di Legnaro, abbiamo raggiunto una temperatura massima di 35 gradi, che proprio per questo periodo dei primi di luglio ha raggiunto proprio il valore record registrato negli ultimi 20 anni. Non è il record assoluto per l'estate, perché i valori sono anche superiori, però per questo periodo qui è un valore insomma notevole, e la temperatura minima anche appunto ha superato i 20 gradi. La Marca trevigiana?
Per la Marca Trevigiana abbiamo registrato temperature anche qui elevate, e soprattutto sulla parte ovest e sulla pedemontana verso Castelfranco, Masera abbiamo raggiunto temperature massime intorno ai 35 gradi, quindi notevoli, un po' meno invece per la parte più orientale verso Derzo, Bassanese, Vicentino? Bassanese, anche lì sulla pedemontana abbiamo raggiunto temperature elevate sia le massime che anche le minime. Le minime abbiamo raggiunto temperature di 22-23 gradi paragonabili alle temperature minime della costa, che solitamente sono più elevate rispetto alla pianura. Quindi anche a Bassano un caldo un po' al di sopra del consueto. Sì, anche a Bassano, soprattutto anche la notte non ha permesso questa escursione termica e quindi un abbassamento delle temperature significativo, per cui il disagio è rimasto elevato anche lì. Grazie al dottor Adriano Barbi, molto preciso, puntuale. Se continuerà questo caldo mi sa che torneremo a trovarla anche nei prossimi giorni. Si prepari. Grazie davvero tutto, allora possiamo restituire la linea. Grazie davvero Federico Fusetti con Cristian Roccalende per la parte tecnica, ma è già pronto il nostro Filippo Fois da Venezia. Vi dicevo in apertura questa raccolta firme contro i tagli alla sanità, ma ci racconta tutto Filippo. A te la linea, Filippo, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in Calle Larga 22 marzo, a pochi metri di distanza da noi c'è Palazzo Ferrofini, la sede del Consiglio regionale. Accanto a me Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia, e soprattutto alle nostre spalle questa folta, questo bel bagaglio che vi siete portati. Ci sono 15.000 firme che sono state raccolte in tutta la città metropolitana di Venezia, da Portogruaro a Chioggia, che verranno presentati adesso al Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Per chiedere che cosa? Noi chiediamo un aumento dei finanziamenti alla sanità pubblica, chiediamo al Consiglio regionale di schierarsi per chiedere al governo un aumento dei fondi. Servono risorse per far funzionare il nostro sistema, per permettergli di assumere personale, di pagarlo adeguatamente e di fare in modo che anche i veneti non debbano aspettare mesi e mesi per una visita. Noi le firme che abbiamo raccolte le abbiamo fatto questa raccolta nei mercati, nei posti di lavoro, nelle piazze. Abbiamo da questo punto di vista visto i cittadini esasperati per l'attesa dei tempi di risposta del sistema sanitario. Per questo chiediamo al Consiglio regionale un chiaro cambio di passo, consegnando la presa di posizione molto chiara di migliaia di cittadini. Voi sostenete anche che c'è una privatizzazione della sanità, un processo che sta avvenendo un po' in tutto il paese, ma che nel Veneto è più presente rispetto ad altre regioni italiane. Ma noi abbiamo visto nella nostra ULSS la presenza di numerose cooperative, numerosi appalti che forniscono servizi sanitari. Abbiamo visto i disservizi che ci sono stati, tant'è che la stessa ULSS Serenissima è stata costretta a cancellare degli affidamenti che aveva fatto. Noi ci troviamo medici pensionati pagati a gettone, medici assunti da cooperative che non stanno dentro il sistema sanitario e che non hanno nessun legame né con i colleghi né con i reparti in cui lavorano. Quindi noi pensiamo che i professionisti ci siano, debbano essere assunti e debbano essere adeguatamente pagati. Questo si può fare se il Veneto sceglie di investire sulla sanità pubblica e sceglie magari anche di introdurre quell'addizionale IRPEF che non ha mai introdotto sui redditi alti, proprio per pagare il sistema sanitario. C'è gente che è costretta a rivolgersi al privato perché il pubblico ha dei tempi troppo lunghi, o addirittura persone che, non avendo soldi, rinunciano in alcuni casi addirittura a curarsi? Assolutamente sì, noi abbiamo raccolto anche questo, abbiamo raccolto pensionate e pensionati con la pensione minima che rinviano le cure oppure si recano in pronto soccorso perché non hanno una risposta nel territorio o perché non hanno la possibilità di attendere quei tempi di attesa o i costi del privato. Quindi da questo punto di vista non c'è solo un problema di tempi di attesa, ma c'è anche un problema di rinuncia alle cure, e da questo punto di vista, se vogliamo anche qui, ripeto, invertire la tendenza, servono risorse, servono investimenti. Negli ultimi anni abbiamo spesso sentito parlare della sanità del Veneto come uno dei punti d'eccellenza della nostra regione. È una narrazione che va rivista da questo punto di vista? Questo è stato un brusco risveglio oppure c'erano già le prime avvisaglie del fatto che c'era qualcosa, che non tutto funzionava, diciamo? Ma è del tutto evidente che è una favola che continuiamo a raccontarci, lo dimostrano le numerosissime cliniche private che stanno aprendo anche
nel nostro territorio. Il privato ovviamente non viene per fare beneficenza, lo fa per fare il proprio business, ma viene perché c'è un mercato, e il mercato è quello della salute dei cittadini che non trovano risposte dal pubblico. Molti anni fa non era così perché i cittadini avevano un sistema sanitario veneto che rispondeva in tempi adeguati. Ora noi abbiamo un sistema che continua ad essere di qualità ma che non regge più nella risposta dei tempi, per cui costringe i cittadini a scegliere il privato, ma non scelgono il privato perché non hanno fiducia nel sistema pubblico, scelgono il privato perché non hanno una risposta nei tempi di cui avrebbero bisogno. L'ultima domanda, perché state per salire in Consiglio regionale. Voi adesso consegnerete queste 15.000 firme raccolte solamente per quello che riguarda il veneziano, poi ce ne saranno altre dalle altre province del Veneto, al Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Che risposta vi aspettate dalla Regione e avete già avuto dei primi contatti col mondo politico locale? Ma noi ci aspettiamo una presa di posizione a sostegno della sanità. Il Presidente Ciambetti, anche quando era assessore, ma le forze politiche continuano a ribadire la centralità del nostro sistema sanitario. Se è così, servono atti concreti. Il Consiglio regionale si deve schierare in modo unanime per chiedere finanziamenti al governo, altrimenti se non c'è una presa di posizione chiara vuol dire che siamo solo alla propaganda. Grazie a Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia. Io direi tra poco ci spostiamo anche noi dentro il Consiglio regionale con le 15.000 firme che vedete qui raccolte dalla CGIL per la sanità pubblica, e naturalmente vi racconteremo nel prosieguo nei nostri prossimi telegiornali tutto quello che è accaduto questa mattina a Venezia. Nel frattempo ti restituisco la linea, Cristian. Grazie davvero Filippo Fois con Sandro Ponchio da Venezia, quindi questa sera tutti gli aggiornamenti, vedremo se ci saranno anche delle dichiarazioni da parte dei politici regionali. Queste firme finiranno sul tavolo quindi dei vertici. Allora vi mostro per un attimo, vi do un giro di orizzonte su quello che sta accadendo a livello nazionale. Il fronte sempre caldissimo della giustizia, con una intervista rilasciata dal guardasigilli trevigiano Carlo Nordio al quotidiano Libero. La politica, dice, smetta di inchinarsi alla magistratura, a frasi abbastanza forti che arrivano al termine, ma forse non è il termine, di settimane di scontri al fulmicotone fra politica e giustizia, con gli scandali che di fatto stanno accerchiando il governo Meloni, dal caso Santanchè a quello La Russa. E a proposito del caso La Russa, Nordio dice le vicende delle singole persone sono purtroppo vicende della vita che devono essere commentati nei luoghi opportuni, ma che non possono e non devono avere conseguenze politiche. Poi parla di separazione delle carriere, del reato di abuso d'ufficio e quant'altro. E a livello nazionale il dibattito è impegnato ed è in qualche modo monopolizzato in queste ore dal tema del PNRR. È stato convocato un vertice d'urgenza sul piano nazionale. Fra poco a Palazzo Chigi si riunirà la cabina di regia e ci sarà una revisione della quarta rata. L'opposizione va all'attacco, in particolare Liz Schlein del Partito Democratico. Meloni riferisca, dice per l'appunto la leader dell'opposizione. E vi do un'altra notizia: era stato annunciato nelle settimane scorse, i tassi sui mutui salgono ancora e questo ovviamente è conseguenza di quanto deciso dalla BCE, e quindi l'aumento dei tassi di interesse che va a influire sui mutui, soprattutto quelli a tasso variabile. La vedo di nuovo collegata. Buongiorno Tiziana, buongiorno di nuovo. Il caso è quello di Angelica Hutter, lo dico per chi si è messo in contatto con noi soltanto ora. Che novità ci sono, Tiziana? Sì, Cristian, io da poco ho sentito l'avvocato difensore Giuseppe Triolo che conferma la riservatezza in questo momento, perché qualsiasi parola in più potrebbe nuocere la sua assistita Angelica Hutter, che da domenica si trova ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia, e questo non a causa di un malore ma perché
gli inquirenti vogliono accertare in maniera precisa e scientifica quali siano realmente le condizioni psichiche della 31enne bavarese. Quindi l'avvocato Giuseppe Triolo conferma la sua decisione di restare in assoluto silenzio per rispettare la sua assistita e anche per evitare quelle polemiche che sono nate, come vi dicevo nel precedente collegamento, soprattutto nella piazza virtuale dei social, che hanno preso di mira non solo Angelika Hutter ma anche la figura del suo difensore, che è stato difeso, e scusate il bisticcio di parola, dall'ordine degli avvocati di Belluno, che ha preso posizione spiegando e chiarendo qual è il ruolo di un difensore in un procedimento penale. Siamo in attesa dell'arrivo dell'auto del capo della Procura di Belluno, Paolo Luca, che alle 13 ha fissato qui al Comando Provinciale dei Carabinieri di Belluno una conferenza stampa per fare il punto sulle indagini. Ci sono diversi aspetti evidentemente da chiarire, probabilmente non tutti potranno essere resi noti agli organi di informazioni nazionali e locali, così come ci ha tenuto a precisare il procuratore Luca nella sua mail di convocazione di questo incontro con la stampa. Da lui chiaramente si attendono, dal procuratore si attendono delle notizie chiare e certe, non tanto sulla dinamica, perché insomma la dinamica oramai è praticamente certa, accertata, una sbandata dell'auto guidata dalla ragazza, una sbandata probabilmente conseguenza di una distrazione della ragazza che era alla guida per l'appunto dell'auto, e non si sa se questa distrazione sia stata causata da un intervento esterno oppure dall'utilizzo del cellulare, che come sapete è stato sequestrato sin dalle primissime ore, e su quel cellulare gli inquirenti, i carabinieri, stanno svolgendo indagini e accertamenti per capire se in quel momento, nel momento dell'incidente, dell'impatto, il cellulare era attivo, era operativo, e quindi se la ragazza stesse scrivendo o chattando con il suo telefono cellulare. Bene, queste cose ci auguriamo vengano dette durante la conferenza stampa, così come probabilmente verremo a sapere se il procuratore, se la Procura di Belluno ha rilasciato il nulla osta per i funerali delle 3 vittime che potrebbero svolgersi fra sabato e domenica a Favaro Veneto. Cristian. Tiziana, io ti ringrazio davvero per tutti questi aggiornamenti che ci dimostrano una cosa, non so se convieni con me, che di fronte a un fatto così eclatante come quello che abbiamo raccontato di Santo Stefano di Cadore, tutti i nodi vengono al pettine, nodi di natura giudiziaria, politica e anche informativi per certi versi. Il ruolo della giustizia, il ruolo degli inquirenti nella parte delicatissima delle indagini, ma anche il ruolo dell'informazione nel momento in cui una tragedia di questo tipo va raccontata, perché è doveroso farlo. Certo. Convengo con te, il sindacato giornalisti del Veneto oggi è intervenuto proprio su questo punto, rispettando chiaramente l'iniziativa del procuratore, che ha atteso 5 giorni per rilasciare dichiarazioni e che in questi 5 giorni ufficialmente non ha dato, 5 giorni di tempo che sono assai lunghi per un evento di cronaca così grave, così drammatico del genere, che poi chiaramente lasciano
lasciano spazio a illazioni e a fughe in avanti che il procuratore però ha anche smentito categoricamente. Mi riferisco in particolar modo alla ipotesi paventata sulla evenienza certamente non dimostrata e sino ad ora impossibile da dimostrare che quel tragico investimento sia stato un atto volontario. Ecco. Certo. Queste notizie che sono state diffuse dagli organi di informazione con tutta evidenza, dice il procuratore, hanno creato confusione e anche sconcerto nell'opinione pubblica. È anche vero che, come sottolinea il Sindacato Giornalisti del Veneto, qui c'è, come da diverso tempo a questa parte, c'è questa famosa legge Cartabia che ha imposto un rigore fuori di misura non solo alle forze dell'ordine ma anche agli stessi magistrati, a cui è fatto divieto di parlare con gli organi di informazione per la diffusione di elementi delle indagini preliminari. Ecco, questa è un aspetto che viene contestato dalla Federazione della Stampa Italiana, dall'Ordine dei giornalisti, perché la stampa, no, il quarto potere, c'è l'articolo, siamo sostenuti dall'articolo 21 della Costituzione, la libertà di informazione, l'obbligo, ci corre l'obbligo di informare i cittadini, però con la correttezza che è dovuta sempre in ogni occasione, tanto più in occasioni di cronaca drammatiche come quella di Santo Stefano di Cadore, che abbiamo già avuto modo di dire più e più volte. Non si ha memoria di un evento del genere dal punto di vista della cronaca nera in provincia di Belluno. Cristian. Grazie davvero Tiziana, torneremo a collegarci con te fra pochissimo e vedremo quindi questi dettagli, queste informazioni del procuratore. Vedo pronta anche Edi Caliman che ci racconta invece di un'operazione della Guardia di Finanza già in qualche modo ve l'ho preannunciata, ha a che fare con il caro bollette, un'operazione molto complessa che riguarda diversi soggetti, imprenditori ma anche consumatori, clienti. La vedo pronta dal comando provinciale della Guardia di Finanza con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Edi. Buongiorno ai telespettatori, siamo nel comando provinciale della Guardia di Finanza di Treviso in compagnia del capitano Giuseppe Luisi, della compagnia della Guardia di Finanza di Conegliano, gruppo che ha svolto questa operazione bolletta zero, una truffa nel settore energetico. Che cosa avete scoperto? Allora, tramite l'operazione Bolletta Zero noi abbiamo individuato un meccanismo fraudolento che appunto nel settore energetico ha procurato un notevole danno all'erario. Fondamentalmente abbiamo individuato due società attive nel Coneglianese, operanti nel settore energetico, che hanno offerto ai propri clienti, parliamo più di 750 persone, hanno offerto un pacchetto di investimenti onnicomprensivo che includeva appunto la vendita e l'installazione di apparecchi di efficientamento energetico, ad esempio caldaie, condizionatori o quant'altro, e soprattutto parte preponderante dell'investimento la cessione di forniture pluriennali di energia elettrica o gas, per la precisione decennali. Dov'era l'attrattività di questo investimento? A parte i prezzi molto convenienti che le due società hanno praticato, veniva prospettato ai clienti appunto la possibilità di detrarre interamente l'investimento nella dichiarazione dei redditi. Il problema dov'è? Il problema è che l'investimento appunto era composito, quindi abbiamo sia una quota parte di efficientamento detraibile, ma la maggior parte del pacchetto costituita dalla fornitura decennale di energia o gas è indetraibile, quindi
una detrazione effettuata eventualmente utilizzando appunto anche la quota di energia è da considerarsi indebita. Chiaramente questo aspetto ha reso apparentemente molto conveniente la sottoscrizione, diciamo, di questo parecchio di investimenti, di questo pacchetto di investimenti. Se ci aggiungiamo poi una campagna pubblicitaria molto incisiva, soprattutto tramite i social network, abbiamo appunto l'effetto che questo pacchetto è stato, diciamo, reso molto conveniente e quindi è stato sottoscritto da tanta gente. Parliamo di circa 750 clienti, per la maggior parte, parliamo di tutto il territorio nazionale, ma per la maggior parte nel centro-nord, comunque nord-est. Nella vostra operazione avete anche scoperto che queste società facevano lavorare irregolarmente i propri dipendenti. Sì, abbiamo individuato anche molteplici irregolarità in materia di lavoro, con particolare riferimento al trattamento ai fini delle ritenute di trasferte piuttosto che rimborsi spese. Quindi abbiamo, diciamo, trovato molteplici irregolarità che hanno coinvolto tanti lavoratori, insomma, di queste società. Dicevamo un danno all'erario molto consistente, a quanto ammonta? Allora, la base su cui poi i clienti avrebbero voluto fare le detrazioni, parliamo di circa 4 milioni e mezzo di euro. Cos'è questa cifra? Questa cifra rappresenta la quota parte del pacchetto di investimento che appunto rappresenta la cessione pluriennale di energia elettrica o gas, quindi la base di calcolo, diciamo, per quelle detrazioni che in realtà non potevano essere fatte. Poi chiaramente bisogna anche capire poi ciascun cliente cosa ha fatto nella propria dichiarazione, quindi cosa ha detratto e se l'ha fatto intanto, se non l'ha fatto, insomma, ecco. In tutto questo 32 le persone denunciate. Sì, 32 persone. Cosa rischiano in questo momento? Allora, i reati per cui noi li abbiamo definiti sono i più vari, andiamo dai reati fiscali a reati societari e più altre fattispecie, insomma, che abbiamo segnalato. Ad esempio mi viene in mente il canone RAI. Cos'è successo? Fondamentalmente i clienti che pagavano in anticipo questo investimento, perché bisogna dire che l'investimento veniva sottoscritto dai clienti che versavano in anticipo o di tasca propria o avvalendosi di intermediari finanziari convenzionati, questo pacchetto comprendeva anche gli oneri accessori alle forniture pluriennali e anche il canone RAI. Ecco, il canone RAI per esempio è stato quindi versato in anticipo per più anni da parte dei clienti e non è stato mai versato da parte delle società all'erario, quindi abbiamo anche, diciamo, un ulteriore danno che si aggiunge a quello derivante dalle indebite detrazioni che appunto questo sistema ha consentito, insomma. Bene, dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Treviso con Nicoletta Rizzetto è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Edi Calimana con Nicoletta Rizzetto, un'importante operazione, lo avete sentito, della Guardia di Finanza di Conegliano. Vi do questo flash di agenzia. Era libero dal servizio in visita alla città di Vicenza, ma non ha esitato a intervenire facendo arrestare il ladro. Protagonista della vicenda avvenuta domenica pomeriggio e resa nota solo pochi minuti fa, un agente della polizia già in servizio alla squadra volanti della questura berica e ora con lo stesso ruolo a Padova. L'agente ha notato una persona risultata poi essere un 39enne albanese che, guardandosi attorno con fare circospetto, si è diretto verso due biciclette ancorate ad una ringhiera di un esercizio commerciale. È sceso dalla sua automobile per cercare di capire quanto stesse accadendo, ha sentito le urla di una donna che cercava di attirare l'attenzione dei passanti. A quel punto il ladro ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dal poliziotto che dopo una breve colluttazione è riuscito a immobilizzarlo e a chiedere l'intervento di due pattuglie che hanno poi proceduto all'arresto. Il processo si celebrerà in queste ore, fra qualche minuto, in tribunale a Vicenza, ma in parallelo con l'iter giudiziario il questore Paolo Sartori ha già emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Questa quindi una vicenda accaduta domenica a Vicenza, ma resa nota soltanto in queste ore. Allora, per noi qualche istante di pubblicità, poi rientriamo. Abbiamo ancora tantissima cronaca e ritorneremo a Belluno, dove è stata indetta questa importante conferenza stampa da parte del capo procuratore Paolo Luca per chiarire alcuni dettagli sulla strage di giovedì scorso a Santo Stefano di Cadore. A fra poco.
Rientriamo in diretta in questa giornata caratterizzata da tanti fatti di cronaca e che stiamo mettendo in fila. Fra poco ritorneremo a Belluno per occuparci della tragedia di Santo Stefano di Cadore. Avete visto poi la protesta dei sindacati a Venezia per i tagli alla sanità pubblica, e poi a Padova ieri sera l'annegamento di una 27enne nel Brenta. Ma c'è anche la politica trevigiana, perché è stata indetta pochi minuti fa la conferenza stampa di Stefano Marcon per domani alle 12:30 in sala consigliare a Castelfranco Veneto. Lo sapete tutti cosa è successo a Castelfranco Veneto il 24 giugno scorso, praticamente in concomitanza con il congresso regionale della Lega. Il sindaco di Castelfranco Marcon si è dimesso, ha presentato la propria lettera di dimissioni. Parliamo di una delle città principali della Marca, e Marcon è anche presidente della provincia di Treviso. Si è aperta una inaspettata, inattesa crisi politica all'interno della Lega, delle faglie, ma anche all'interno del centrodestra castellano e trevigiano in generale. Ebbene, domani Marcon dirà se ritira o meno le dimissioni. Aveva 20 giorni di tempo per decidere, così prevede la normativa, e domani lo scopriremo. Diciamo che alcuni primi contatti che ho avuto, che tengo però riservati, dicono siamo ottimisti, contatti all'interno del centrodestra, quindi dovrebbe ritirare le dimissioni, ma sono per l'appunto delle voci. Lo dirà Marcon stesso domani, quindi alle 12:30 a Castelfranco Veneto. E a proposito di Lega, a proposito di politica, ieri sera c'è stato un fatto politico. Si sono incontrati, si sono incrociati quelli che per mesi sono stati i due sfidanti principali all'interno del Carroccio, Alberto Stefani, che come sapete è diventato segretario regionale della Lega, e Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico, che si è preso un periodo di riflessione per capire quale sarà il suo futuro politico. Lo ha detto di fatto qui da noi, collegato in diretta proprio sabato. Ecco, i due si sono incrociati a Borgoricco, nella nuova sede di Idrobase Group, che aveva subito gravissimi danni un anno fa in seguito a un incendio. Vediamo com'è andata. Oggi è probabilmente la prima occasione pubblica in cui la vediamo insieme a quello che era il candidato sfidante che poi si è defilato qualche giorno prima delle elezioni. Vi parlerete e cosa vi direte? Ma ci siamo sempre parlati, ci parliamo e ci parleremo. La Lega è una comunità che dopo il congresso trova la sua compattezza e trova il dialogo interno, quindi con Roberto io ho sempre avuto buoni rapporti sinceri, di lealtà, e questo sicuramente è un ottimo motivo per collaborare per la prossima segreteria regionale a cui siamo già al lavoro. L'assessore Marcato, lo sappiamo, è un politico che ha preso veramente tanti voti nel suo bacino d'elezione. Vi spaventa il fatto che possa dire sto pensando ad andare via? Ma ognuno fa le sue scelte, ma sono convinto che Roberto Marcato, che è leghista da molti anni, saprà contribuire a questo movimento politico portando le proprie idee e la propria posizione, e lo sappia fare in un clima di dialogo costruttivo, così come c'è sempre stato tra me e lui. Allora, subito a Belluno, dovevo mandare la pubblicità ma la rimando, subito a Belluno la conferenza stampa in diretta del capo procuratore sulla strage di Santo Stefano. Non soltanto per la necessità di rispettare il segreto di indagine, ma anche perché disposizioni legislative recenti hanno stabilito anche modalità appunto particolari e non derogabili per le comunicazioni. Una è il comunicato stampa scritto, l'altra è la conferenza stampa come quella odierna. Ho dovuto fare un decreto perché così impone la legge, spiegando le ragioni.
io non sono di solito, ve lo confesso, molto propenso a questo tipo di esposizione, però in questo caso, essendomi reso conto che nelle cronache sia giornalistiche di carta stampata che di televisione c'erano delle inesattezze e soprattutto delle ricostruzioni molto azzardate e di fantasia, ho ritenuto che fosse necessario fare chiarezza. Questo per dire anche che se poi ci sarà il momento delle domande, a qualcuna di queste domande è possibile che non si possa rispondere. Venendo al fatto concreto, intanto questa mattina è stato rilasciato il nulla osta alla riconsegna delle salme alla famiglia e quindi possono procedere al funerale. Per quanto riguarda invece lo stato dell'indagine, voi saprete che ieri c'è stata l'udienza di convalida dell'arresto e la arrestata Angelica Hutter non era presente perché la direzione medica della casa circondariale dove era detenuta a Venezia ha ritenuto che le sue condizioni fossero suscettibili di essere approfondite da una struttura psichiatrica che è stata portata all'ospedale di Venezia e quindi ieri è stata ritenuta non in condizioni di partecipare coscientemente all'udienza di convalida dell'arresto. Questo non significa che ci sia una premessa che apre le porte alla incapacità di intendere e di volere. È una situazione temporanea che potrebbe anche dipendere da shock post-traumatico e quindi non essere legata a situazioni pregresse di disagio di questa persona, anche se di disagio in qualche maniera abbiamo più di un indizio per quello che si è potuto accertare in ordine alle modalità in cui la ragazza ha vissuto in questi ultimi mesi, e cioè sostanzialmente in solitudine, viaggiando a bordo dell'autovettura che è stata protagonista dell'incidente, nella quale dormiva, mangiava e svolgeva la sua vita. Le ricostruzioni che sono state fatte fino a questo momento non hanno permesso di accertare la presenza in strutture ricettive, alberghi, Airbnb, quello che volete, quindi nessuna segnalazione agli organi di polizia in base al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stata inoltrata. Nell'autovettura c'era anche cibo, quindi pochi vestiti, ecco. Questa persona quindi è da presumere abbia condotto una vita nomade negli ultimi tempi e sicuramente da maggio fino ad adesso è stata presente fra l'Alto Adige e le montagne del Veneto, quindi la zona di Santo Stefano e dintorni. Noi cercheremo di capire per il futuro, questo sarà uno dei filoni dell'indagine, qual è stato il vissuto di questa ragazza fino al momento in cui è stata coinvolta nel fatto. E questo ovviamente richiede la collaborazione delle autorità tedesche alle quali per il momento i carabinieri direttamente si sono rivolti. Poi vedremo se ci sarà spazio e tempo per chiedere un ordine europeo di indagine, che è una forma di collaborazione che è prevista, giudiziaria, che è prevista fra i paesi dell'Unione Europea. Prima abbiamo bisogno di alcune notizie di polizia. Sugli aspetti, diciamo, della responsabilità, l'ordinanza è molto completa ed esaustiva. Dà conto dei rilievi oggettivi, l'autovettura, i segni sul palo della luce dove è avvenuto l'investimento, richiama 2 video che sono stati esaminati, uno dei quali è stato diffuso e quindi è a conoscenza dell'opinione pubblica, che è quello nel quale si vede per un momento transitare a forte velocità l'autovettura e poi a distanza di circa 4 secondi dal momento in cui esce dal campo visivo si sentono 2 colpi in successione molto forti, che sono i colpi dell'investimento. È un elemento, questo video, che può aiutare
a determinare con un po' di maggior precisione la velocità dell'autovettura, che è stata stimata sui circa 90 km/h. Il limite è come in ogni centro urbano, salvo valori più bassi, era di 50 km/h. E quindi il profilo di responsabilità che è stato ritenuto in questo momento è quello di aver viaggiato a una velocità superiore a quella consentita e comunque tenendo una condotta di guida non adeguata alle caratteristiche del posto, perché si trattava di una strada fiancheggiata da abitazioni in pieno centro urbano. Dico questo perché poi ci sono alcuni elementi che hanno fatto aleggiare nell'aria l'ipotesi suggestiva del gesto volontario. Dico subito che per arrivare a un'affermazione di questo tipo è necessario avere elementi seri e concreti, perché parleremmo, se si trattasse di omicidio volontario, di un reato con una pena rilevantissima. Che cos'è, presumo, che ha fatto pensare a questa eventualità? Il fatto che non ci sia nessun segno di frenata sulla strada, che la conducente provenisse da un rettilineo e quindi non avesse affrontato questo tratto di strada con la visuale coperta, che non ci sia nessun segno di strisciata sui muri prima del punto in cui sono stati investiti i pedoni, e del fatto che l'auto sembra, dal sonoro che ci lascia capire il filmato, sembra lanciata in accelerazione. A questo si aggiungono due testimonianze precedenti di cui dà conto l'ordinanza della giudice per le indagini preliminari, che riferiscono di un comportamento, diciamo, strano della Utter pochi minuti prima del momento in cui si è verificato l'incidente, sempre da sola in ogni caso. Avrebbe avuto, lo cito perché c'è già nell'ordinanza, una reazione, diciamo, imprevedibile, scomposta, dopo aver riempito d'acqua alcune bottiglie a una fontana che si trova vicino alla strada dove è avvenuto l'incidente, dove si era fermata con gli sportelli aperti, tutti e quattro, e anche il portellone posteriore. Viene riferito dal testimone, avrebbe improvvisamente chiuso con forza portiere e sportellone, avrebbe lanciato per aria alcune delle bottiglie che aveva riempito e sarebbe partita. Partendo avrebbe compiuto una manovra di inversione nel piazzale di un'officina che viene riferita da un'altra persona, la quale sostiene che questa manovra fu molto repentina e pericolosa, tanto poi da rischiare di entrare in collisione con un'altra autovettura, quella della testimone, che stava uscendo da un passo carraio e che si era trovata di fronte. Ecco, questi elementi sono quelli che credo, immagino, non da parte della Procura, possono aver autorizzato l'ipotesi suggestiva, ma ecco, il senso della conferenza stampa è anche questo: evitare ricostruzioni che possano apportare un ulteriore carico di dolore ai familiari delle vittime, che già, voglio dire, si trovano in una situazione che nessuno si augura. È probabile, è verosimile che invece si fosse trovata in una situazione, in uno stato di ira che non sappiamo da che cosa fosse stato causato, e che questo possa avere in qualche maniera allentato o alterato l'attenzione alla guida, rendendo possibile quello che è accaduto. Dico un altro particolare perché non rivelo un segreto, è già contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare. L'accertamento fatto sul telefono cellulare che aveva con sé, dall'esame della cronologia, non evidenzia alcun contatto telefonico al momento dell'incidente e nemmeno prima, cioè apparentemente, se è vero, se l'esame che poi verrà approfondito con una consulenza giuridico-forense è esatto, non stava telefonando. Quindi l'ipotesi della distrazione o uso del telefono cellulare andrebbe al momento esclusa. Ovviamente per
capire, date queste zone d'ombra molteplici, che cosa è accaduto, sarebbe molto importante avere il contributo diretto della UTTER, e cioè ci dovrebbe spiegare che cosa è accaduto. Al momento ma siamo in una situazione, ripeto, di shock dovuto a, insomma, comprensibilmente dovuto a quello che era accaduto. Non ha riferito nulla, anzi ha riferito, informalmente è stato riportato, di non ricordare alcunché di quello che è accaduto. Ora passano i giorni, è in terapia farmacologica, quindi viene trattata, ha preso coscienza, sta prendendo coscienza di quello che è avvenuto, si confida che nel momento in cui verrà fatto l'interrogatorio, perché tenete presente che l'udienza di convalida è stata celebrata e il provvedimento è stato emesso senza sentire la arrestata, cosa che è prevista dalla legge in caso di impedimento, ma che nei 5 giorni, visto che è stata emessa una misura cautelare, nei 5 giorni successivi alla cessazione della causa dell'impedimento dovrà essere interrogata dal GIP per verificare se permangono le condizioni per il mantenimento della custodia cautelare. La speranza è che in quella sede, in quella occasione, possa riferire qualche cosa di utile per accrescere il quadro che al momento presenta molti aspetti non chiari. Però, ripeto, l'ipotesi del gesto volontario appare consegnata alla astrazione, perché è supportata soltanto da quei pochi elementi oggettivi, ma non ci sono altri indizi che facciano pensare a un gesto volontario, perché la denuncia che aveva subito a Bolzano per una resistenza pubblico ufficiale è un fatto diciamo minore, che certo va valutato in quali termini. Si tratta di una persona che non ha una gran capacità di contenimento dell'ira e quindi di un autocontrollo e autogestione, questo sicuramente. Il disagio c'è sicuramente, lo dimostra il fatto che si trova ricoverata, quindi d'ora in poi l'indagine in che modo si svilupperà. Avrà ad oggetto la ricostruzione precisa della dinamica dell'incidente attraverso il conferimento di una consulenza tecnica ad uno o più esperti che dovranno, esaminando l'autovettura, il luogo, i reperti e tutto il resto, riferire appunto i filmati, riferire tutto quello che ci consentirà di avere un quadro più preciso dell'accaduto. Poi ci saranno gli accertamenti da fare sul versante personalità di questa ragazza, esistenza di eventuali pregressi di disagio che abbiano portato a ricoveri eventualmente, quindi va ricostruito il suo profilo in modo che non rimanga nulla di oscuro per quello che è possibile, perché ovviamente la verità giudiziaria è sempre una verità che incontra dei limiti oggettivi come quella storica. Al momento rimane in custodia cautelare, è ricoverata e quindi è sottoposta a piantonamento presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia. Attendiamo gli esiti di questo ricovero, aspettiamo che venga comunicato, dopodiché si procederà, come vi dicevo, all'interrogatorio da parte del GIP, eventualmente anche del collega Simone Marcon che segue l'indagine e che verosimilmente anche lui eseguirà un interrogatorio contestualmente o dopo il giudice per le indagini preliminari. Ultima cosa, altro aspetto oggettivo, ecco, non sono state eseguite le autopsie sui cadaveri delle vittime, ma solo un esame esterno, e per quanto riguarda soprattutto i 2 adulti l'esame esterno parla di un investimento ad alto impatto cinetico. Non ce n'era bisogno forse, ma l'auto vuol dire che andava a una velocità molto elevata e quindi le conseguenze dell'urto sono state tali da determinare la morte pressoché istantanea delle 2 persone. Questo è quello che posso dirvi.
e se volete pormi delle domande tenete conto di quello che vi ho detto all'inizio, potrei anche non essere in condizione di rispondere ad alcune di queste. Il discorso che ha detto che non era al telefono è accertato? Perché ha detto non era al telefono. Ho specificato l'esame della cronologia che è presente sulla rubrica del telefono, dice che nel momento dell'incidente e anche prima non c'è stato nessun contatto. Tuttavia il telefono sarà esaminato da un esperto forense e quindi la valutazione sarà fatta con maggiore approfondimento. Da navigare per il Anche su quello abbiamo verificato la navigazione e recentemente non era stata fatta, quindi diciamo che al momento, ma ripeto al momento, le indagini servono a questo, possono durare fino a un anno proprio per questa ragione. Dobbiamo verificare questi aspetti che hanno accanto un punto interrogativo, vanno accertati in maniera che possa escludere qualsiasi ipotesi alternativa. Bolognani, Antena 3 Rete Venta, io le volevo chiedere se la famiglia della ragazza si è fatta viva con voi, con gli inquirenti, se quindi voi avete avuto occasione e modo di parlare con la famiglia. No, fino a questo momento non abbiamo avuto notizia, ma questo potrebbe forse dirvi qualche cosa di più l'avvocato difensore, che è sicuramente il tramite più diretto e immediato per quanto riguarda la famiglia. Tutti i rapporti con la Procura della Repubblica devono avvenire attraverso l'avvocato difensore, ovviamente. Quindi l'unico motivo, l'unica occasione per avere un contatto diretto è la richiesta di colloquio con questa persona, ovviamente nel momento in cui però sarà dimessa dall'ospedale, perché in ospedale non è possibile visitarla, è in stato di piantonamento. Quindi quando verrà ripristinata la custodia in carcere, allora in quel momento i genitori o chi, insomma, o i parenti, potrà fare una richiesta di colloquio e verrà valutata. Buongiorno, di Soccorrente Alpi. Il secondo video del quale parlava poc'anzi documenta qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo? Allora non so se in ordine cronologico adesso sia il primo o il secondo rispetto a quello che è stato diffuso e che tutti conoscono. È un video in cui si vede, dice io non l'ho visto personalmente, dice la Jeep, si vede l'ingresso nel piazzale di un'officina, una manovra di inversione di marcia repentina e la ripartenza a forte velocità nella direzione che poi è quella dove ha incontrato le vittime. Allora, facciamo così, avete sentito le parole del procuratore di Belluno Paolo Luca sulla strage di Santo Stefano, le domande vanno avanti, vedete su quel tavolo i microfoni sono presenti, televisioni non solo nazionali, c'è la Bild, ci sono le televisioni tedesche, il caso ha travalicato ovviamente i confini nazionali. Abbiamo qualche istante di pubblicità, davvero pochissimi secondi, poi ci ricolleghiamo con Belluno e con Tiziana Bolognani. Rieccoci in onda, ritorniamo con la finestra su Belluno, sta ancora parlando il procuratore Paolo Luca, sta fornendo tutti i dettagli sulla strage di Santo Stefano, ovviamente nel pieno rispetto del segreto istruttorio, ma questa è ovviamente una sottolineatura scontata. Cosa ha detto finora sostanzialmente? Ha smentito la tesi del gesto volontario comunque dettato da Unira, però ha fornito tanti altri dettagli, ma riprendiamo il collegamento, sentiamo il procuratore. L'ospedale di Venezia in una situazione si spera temporanea di necessità per le sue condizioni di salute. She is in the psychiatric department of the Hospital of Venice, waiting to develop and hoping that she'll get well soon.
And what's next? So what's the next E step? dopo il prossimo passaggio, il passaggio successivo? Una volta che verranno a cessare le condizioni che hanno determinato il ricovero, tornerà in carcere. Afterwards, when she will be able to go in jail, she will go in jail after. Okay. Thank you. Collega Bonetti del Gazzettino, lei ha parlato di auto che sembra accelerare. Che dati oggettivi abbiamo? Ho detto semplicemente che l'auto è in accelerazione e sembra tenere una velocità più o meno costante, e il dato che emerge dal video, in cui si vede passare per una frazione di secondo nel cono di ripresa della telecamera, e poi ne esce verso destra rispetto all'obiettivo, per poi, trascorsi 4 secondi, impattare con le persone, perché si sente fortemente il rumore dell'investimento. Abbiamo dati precedenti della velocità della donna, c'è stato qualcosa nel video precedente? Spero, confido che le valutazioni tecniche da parte dell'esperto che terrà conto del tratto di strada, dei secondi percorsi, possa dirci qualche cosa di più preciso sulla velocità, che era comunque elevata. Certamente il dato non è irrilevante, perché il codice penale, l'articolo 589 bis, stabilisce un aggravante se nei centri urbani, in caso di incidente mortale, la velocità è doppia rispetto a quella consentita. Quindi se fosse di 100 km all'ora la pena non sarebbe più da 2 a 7 anni, ma da 5 a 10. Ecco perché è importante l'accertamento tecnico al riguardo. Per ora è stata data una stima approssimativa di circa 80-90 km all'ora. Vuol dire che allo stato delle cose l'ipotesi che lei rischi dai 2 ai 7 anni? In questo momento per il reato contestato 2 a 7 anni, che però, tenuto conto della pluralità delle vittime, può essere aumentata fino al triplo e non superare comunque i 18 anni. Questo è quello che stabilisce il codice, fino al triplo. Quindi l'operazione che viene fatta in questi casi è la determinazione della pena per una delle vittime e l'aumento per le altre 2. Il rischio massimo di 18 ad ora? No, il massimo sono 18 anni, perché se la pena massima fosse 7 anni, moltiplicata per 3 fa 21, non si può, quindi 18. Insomma, comunque il range della pena in questo momento è 2-7. Potrebbe cambiare se emergessero elementi ulteriori in merito alla velocità, e quindi fosse provato che era il doppio dei 50 km che erano tollerati in quella zona. Did you, question from the German newspaper, did you receive any information about Angelika from the German police until yet? Ha lei per caso ricevuto qualche informazione sulla signora da parte della polizia tedesca? No, al momento ancora no, non so se il colonnello Costantini potrà dire qualche cosa. Sono state attivate le collaborazioni fra organi di polizia, prima che la procura poi avvii invece i contatti formali con l'autorità giudiziaria corrispondente del luogo di residenza della Utter. Not yet, but anyhow, between the police there are already connections between the police forces, Carabinieri and German police, but not from the public prosecutor office. Posso dirlo che al termine dell'udienza with the German authorities. Abbiamo richiesto, ieri per finire con lui, al termine dell'udienza di convalida abbiamo scritto agli organi di polizia esteri per avere notizie. Okay. Just yesterday we have written to the German police in order to have notice about the family, about her. So yesterday the contact between the Carabinieri and the German police. Posso aggiungere che laddove i genitori della Utter si facessero vivi e venissero in Italia, anche nell'interesse della loro figlia, se hanno a disposizione documentazione che
che illustra lo stato, diciamo, di salute mentale della figlia, potrebbero anche consegnarcela spontaneamente. Questo ne terremo conto ovviamente. Sarebbe un modo, un modo per accelerare le procedure di collaborazione internazionale, che sono sempre piuttosto lente e soggette ad adempimenti burocratici. Maybe it would be nice if the parents of this woman can come here in Italy in order to produce documents, medical documents. That would be grateful in order to make further this criminal proceeding. If there are some evidence in order of a state, certain state would be better. Are they informed by the authorities from Italy? Ecco, avete sentito anche questo dettaglio, che dettaglio non è? I genitori di Angelika Hutter non si sarebbero fatti avanti, non si sono fatti avanti perlomeno con gli inquirenti e quindi avete sentito l'appello del procuratore capo di Belluno di fatto ai media tedeschi. C'è anche un traduttore, l'appello alla Bild, ai quotidiani appunto della Germania, perché anche questi genitori si facciano avanti, potrebbero avere della documentazione utile per capire anche il passato della figlia, il passato, se c'è un passato clinico, quindi di fatto c'è anche un risvolto umano in tutta questa vicenda che riguarda la donna che è attualmente accusata di una delle peggiori stragi stradali dell'epoca recente, non solo in provincia di Belluno, non solo in Veneto. Io vi do alcuni aggiornamenti di fatto, ma rimaniamo collegati con Belluno, dico alla regia perché potrebbe prendere magari la parola fra poco anche la nostra Tiziana Bolognani. C'è una notizia di politica che irrompe nello scenario politico veneto e che farà discutere, perché nasce un intergruppo in Consiglio regionale a favore della vita contro la cultura della morte. A farne parte Nicola Finco della Lega, Gio Formaggio di Fratelli d'Italia, Stefano Valdegamberi del gruppo misto. Questi tre consiglieri regionali hanno lanciato quindi all'interno di Palazzo Ferrofini un intergruppo a favore della vita. Dicono che questo strumento si occuperà di contrastare in particolare l'ideologia LGBT e quella gender, gli attacchi alla famiglia e alla cultura della morte, promuovendo tutte quelle politiche a difesa della vita, del padre e della madre e a sostegno della natalità e dunque contro l'inverno demografico. E poi c'è un riferimento al tema delicato della fine vita, proponendo delle valide alternative a quelle proposte dall'associazione Luca Coscioni e alla mozione presentata dalle opposizioni poche settimane fa a sostegno della cultura della morte. Queste sono le parole ovviamente dei consiglieri Finco, Formaggio e Valdegamberi. Si apre di fatto un fronte interno al centrodestra in Consiglio regionale. Sono temi etici che stanno dividendo anche la maggioranza. Sapete anche quali sono le posizioni particolarmente aperturiste e liberali del governatore del Veneto Luca Zaia, che sul tema del fine vita si è speso particolarmente in questi mesi. Ci sono dei riferimenti anche nel suo libro. E a proposito di politica, vi ricordo che domani alle 12:30 a Castelfranco Veneto si terrà la conferenza stampa di Stefano Marcon, sindaco dimissionario di Castelfranco Veneto e anche presidente della provincia di Treviso. Capiremo se Marcon ritirerà queste dimissioni o meno. Nel caso non lo facesse, si apre un fronte politico all'interno della Marca, delle istituzioni della Marca trevigiana. Allora, io vorrei chiudere, dopo in caso ci ricolleghiamo con Belluno. Sono iniziate le domande, quelle in lingua tedesca e inglese, quindi non è facile poi la comprensione anche per il pubblico a casa. Chiuderei, ringrazio la regia, abbassando un po', attenuando i toni di questa diretta ricca di cronaca. Andiamo sull'Ortigara. In tanti anche quest'anno hanno partecipato al tradizionale pellegrinaggio nazionale sul Monte Ortigara, che ha visto in prima linea le penne nere, ma non solo, in un corale momento di commemorazione e ricordo, dichiarato la vita per la nostra libertà. Il ricordo dei drammi della guerra è un messaggio di speranza, di pace.
La Santa Messa, le parole, le voci, i volti, le emozioni, gli onori al labaro, al cippo austro-ungarico e alla colonna mozza, la stessa che porta scolpite quelle parole che pesano come un macigno a imperitura memoria, per non dimenticare. Così dunque sull'Ortigara noi siamo davvero alle battute conclusive. Ritorniamo su Belluno, la conferenza stampa è finita, i giornalisti stanno avvicinando proprio in questo momento il procuratore Luca. Vediamo se per caso riusciamo a intercettare altre domande. C'è la nostra Tiziana Bolognani, la vedo sempre in prima fila. Allora, per quello che abbiamo potuto ricostruire, la vita la trascorreva in auto, nel senso che c'era cibo, c'erano coperte, c'erano bevande, c'erano vestiti. Non abbiamo accertato presenze in alberghi, strutture ricettive dell'Alto Adige, del Veneto, della zona montana dove ha transitato dalla fine del mese di maggio, e quindi diciamo che sulla base di quello che è emerso fino adesso si dormiva e viveva in macchina. Ma sapete perché era qui proprio in questo luogo? Ha rilasciato qualche dichiarazione quando l'avete arrestata? No, questo ai carabinieri, ma molto informalmente, ha detto che era in giro in Italia. Questo è solo quello che ha dichiarato, quindi nulla di più. Ma sino a quando la signora non farà delle dichiarazioni siamo solo nel campo delle ipotesi? No, fin quando non farà delle dichiarazioni, se vorrà farle perché non è tenuta, può anche avvalersi della facoltà di non rispondere, procederemo con i nostri accertamenti, che sono quelli che ho illustrato prima: consulenze tecniche, acquisizione di informazioni e tutto quello che è oggetto di un'indagine classica tradizionale. Comunque ci sono 5 giorni di tempo. Allora, siamo nel campo ancora delle ipotesi, dice il procuratore capo Tante. Non potrebbe essere altrimenti di fronte a quello che è successo giovedì in via Udine a Santo Stefano di Cadore. Tra l'altro poi siamo in attesa anche di capire ufficialmente la data dei funerali congiunti delle 3 vittime. Allora, io ringrazio in particolare oggi Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi da Belluno per questa corrispondenza. Siamo entrati nel dettaglio di questa vicenda che appunto pone tantissimi interrogativi. Allora, questa sera metteremo tutti questi temi in fila, capiremo anche se ci sono altri dettagli, altri aggiornamenti, non solo su questo caso evidentemente, ma su tutti quelli che vi abbiamo raccontato in questa prima edizione. Io intanto ringrazio dalla regia Alessandro Granziere e Alberto Piovesan, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione, rientriamo in diretta come sempre alle 18:30. Adesso il meteo, buon proseguimento. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti, riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano infuoca l'Italia, siamo nel pieno dell'ondata di caldo. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 11 luglio. Sul Veneto tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso, con parziali addensamenti in montagna e con possibili piovaschi qui nelle ore pomeridiane. Clima rovente e umidità elevata, con temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime con punte di 37 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà bel tempo, su pianura e costa cielo sereno con venti di brezza. Sui monti dal pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime sui 32-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Non mancherà il sole come ci mostra la grafica, il cielo sarà limpido o velato. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 35-37 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti, riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.